Le tute e le maschere addosso. La squadra del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova all'interno della scuola media. Vo si prepara per effettuare su base volontaria questa volta il secondo tampone. Lo screening su tutta la popolazione del focolaio veneto ancora in isolamento, dietro le transenne, la lunga fila di chi è in attesa di ripetere il test. Questa sarà una ricerca scientifica finora unica al mondo per mappare così la storia del Covid-19. A volerla l'immunologo Andrea Crisanti, la sua equipe ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta alla malaria. Adesso si ripete il tampone, quindi sapremo di nuovo chi sono i positivi e sapremo di nuovo chi sono i negativi. Quindi tutta una serie di parametri che poi ci servono per predire come questa infezione si sviluppa nel tempo, perché tutti i modelli matematici che sono stati fatti finora sono tutti stati basati su ipotesi non verificate. I risultati del nuovo tampone sugli abitanti di Vo sono attesi nel giro di 3 settimane. Nel frattempo, per scoprire quando effettivamente nel padovano sia cominciato il contagio, verranno analizzate tutte le cartelle cliniche di chi è rimasto colpito da polmonite negli ultimi mesi. Li analizzeremo tutti per gli ultimi 2 o 3 mesi per verificare se alcuni di questi casi effettivamente erano da attribuire al coronavirus.